Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cattolica e dintorni. Apriamo la puntata di oggi proponendovi una riflessione sul ruolo degli educatori al centro di un convegno organizzato in collaborazione con la cooperativa Il Gabbiano. Gli interventi hanno sottolineato l'importanza sociale della figura e della professionalità dell'educatore e il suo rapporto con il territorio. Ascoltiamo questa intervista al professor Luigi Pati. Professor Patti, da circa 20 anni l'Università Cattolica forma educatori. Come si è evoluta questa figura? Cioè, quali sono le richieste che vi provengono dal territorio sulla formazione dell'educatore? Ma intanto noi dobbiamo dire che è una figura che va sempre più precisandosi nel tempo, grazie anche e soprattutto a quello che sono i contributi e le esperienze che vengono guadagnate quotidianamente dagli educatori stessi e che arricchiscono l'offerta formativa dell'università. È un convegno questo, tra l'altro, che dà la misura di come il rapporto tra università e strutture territoriali stia andando sempre più irrobustendosi nel tempo. Il convegno che inauguriamo oggi, infatti, è stato voluto ed è stato progettato ed è svolto in collaborazione con una cooperativa bresciana, la cooperativa Il Gabbiano, che ha dalla sua una molteplicità di servizi territoriali e nei quali sono assorbiti, nei quali lavorano molti nostri laureati educatori. Il convegno di oggi vuole essere proprio l'occasione per fare una riflessione su come l'esperienza acquisita nel corso del tempo possa favorire una migliore definizione della identità professionale dell'educatore, in modo tale che anche l'università possa riequilibrare meglio la propria offerta formativa e al tempo stesso le strutture territoriali possano guadagnare meglio quelli che sono i contributi che l'università può offrire a livello di riflessione. Durante il percorso di studi gli studenti hanno occasione di incontrare le realtà del territorio. Certamente durante il percorso degli studi l'attività di tirocinio e l'attività di laboratorio è un'occasione privilegiata affinché i nostri studenti possano prendere dimestichezza prima di tutto con quella che è la realtà lavorativa e in secondo luogo con quella che è l'identità professionale dell'educatore. Non dobbiamo dimenticare che l'identità professionale non si acquisisce con il titolo di studio, lo diremo anche oggi, ma l'identità professionale dell'educatore si costruisce nel tempo anche e soprattutto in riferimento a quelli che sono i rapporti che si stabiliscono tra colleghi, tra operatori e in riferimento a quelle che sono le relazioni che si stabiliscono con i minori inseriti nei vari servizi, minori o adulti o anziani, a seconda del settore che si privilegia e che si sceglie. I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out. Elisabetta, tu sei stata 5 mesi in Francia con il progetto Erasmus. Quali sono state le tue prime esperienze quando sei arrivata là sul posto? Ma è stata innanzitutto un'esperienza fantastica, però per me sarebbe riduttivo chiamarla esperienza all'estero. È stato un periodo totalizzante nel quale ho cambiato il mio modo di vivere, le mie abitudini, eccetera. È stato come se vivessi in un mondo parallelo che geograficamente era molto vicino all'Italia, anche dal punto di vista culturale, però ho cambiato completamente il mio stile di vita, le amicizie, eccetera. È stato faticoso adattarsi?
No, assolutamente, anche perché ho conosciuto tantissima gente proveniente da ogni continente. C'era gente che studiava finanza, c'erano argentini che studiavano enologia, veramente gente proveniente da ogni parte. E in più è stato un momento di crescita non solo dal punto di vista, diciamo, scolastico, ma anche dal punto di vista umano, perché avevano tutti visioni di mondo differenti, ci confrontavamo anche tra di noi sui temi più disparati, eccetera. Quindi sicuramente un'esperienza da rifare. Quali sono state le cose che ti ricordi maggiormente di questa esperienza? Beh, non solo le amicizie, le feste, i vari party, eccetera, ma ho avuto anche contatto con un'esperienza di tipo lavorativo. Ho avuto la fortuna di conoscere una manager che cercava di imparare l'italiano, quindi ho impartito anche lezioni di italiano. E può sembrare facile insegnare la propria lingua nativa, però vi assicuro che conoscere tutte le varie eccezioni dell'italiano, della nostra lingua, è impossibile. E pensavo fosse più facile, però è stata comunque un'esperienza che mi ha formato e anzi ha messo alla prova ancora di più le mie conoscenze linguistiche. Consigli appartamento o studentato? Sicuramente studentato, anche perché io ero un appartamento, ero un appartamento, ma ero una struttura con diversi altri appartamenti, e quindi avevo l'opportunità di passare le serate con amici. Magari un appartamento si è più chiusi, si è più, diciamo, non si ha l'opportunità di dialogare anche con gli altri, eccetera, quindi io consiglio lo studentato in ogni caso. Qualche dritta per chi deve partire per il prossimo semestre? Qualche dritta, ma secondo me è assolutamente un periodo di studio o anche di lavoro, che dir si voglia, obbligatorio per ogni studente universitario, soprattutto per noi di lingue. E quindi io, se fossi la responsabile delle relazioni internazionali, obbligherei tutti a fare un periodo di questo genere all'estero.